Direi insomma a indossare questa casacca, perché fa riferimento poi alla casacca che indossò davvero in quei momenti concitati insomma dell'alluvione del Veneto. Quella è un po' l'immagine che più di altre la collegano vista dal popolo veneto. Intanto l'ufficializzazione è arrivata poco fa. Sì, le deleghe sono ambiente e protezione civile. Adesso in modo particolare per la protezione civile, ma chi l'avrebbe mai detto, nel 2010 mi trovavo con la divisa della protezione civile, ero sindaco, a gestire un'alluvione che poi ha interessato tutto il Veneto e oggi quindi nel 2025 mi ritrovo con questa responsabilità e magari a gestire eventi che potranno riguardare il Veneto. Spero che non capitino, però metterò a disposizione tutta la mia competenza maturata appunto in quei frangenti e che possa essere utile a servizio dei veneti. E per quanto riguarda l'assessorato all'ambiente, permettetemi, faccio un ragionamento da mamma, nel senso che ho una bimba e quindi io voglio pensare ad un Veneto che sia un Veneto vivibile, un Veneto con un ambiente che sia pulito, in cui la gente stia bene, proprio perché penso ai nostri bambini e quindi l'impegno deve essere indirizzato in questo senso. Sì, sono due deleghe strategiche per il futuro del territorio, perché sono strategiche in realtà a livello globale, insomma è molto questo peso, questa responsabilità. Sicuramente mi sento addosso la responsabilità, nella mia vita mi sono sempre assunta responsabilità già da sindaco, quindi vengo da una lunga gavetta, metterò a frutto l'esperienza e cercherò di adottare il metodo che ho sempre applicato, cioè ascoltare il territorio, essere presente, studiare, cercare di dare delle soluzioni per il benessere dei veneti. Questo deve essere l'obiettivo di fondo che dovrò perseguire facendo squadra naturalmente e voglio ringraziare per questo il Presidente Stefani per questa opportunità che dà, ringraziare naturalmente il partito, il segretario Tosi e devo dire anche tutto il territorio, perché alla fine anche questa mia candidatura, queste deleghe che sono arrivate perché c'è stato anche un territorio che mi ha sostenuto e che in qualche maniera ha chiesto che potessi essere presente proprio per mettere a disposizione il mio impegno.